Bene, vogliamo accostarci alla parola del Signore. Vogliamo aprire la Bibbia e leggere un passo, così come lo troviamo scritto in Luca, capitolo 8, dal verso 4 fino al verso 15. Luca, capitolo 8, dal verso 4 fino al verso 15. Alleluia, è una parabola che Gesù racconta e poi dà anche la spiegazione di questa parabola. A Dio sia la gloria, inizio la lettura. Ora, come si riuniva una gran folla e la gente di ogni città accorreva a lui. Egli disse in parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semenza e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia e come fu nato seccò perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine, nate insieme con il seme, lo soffocarono. Un'altra parte cadde nella buona terra e, germogliata, fruttò il 100 per uno. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchie da udire, oda. I suoi discepoli gli domandarono che volesse dire questa parabola. Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vedano e udendo non intendano. Ora questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. E quello che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. E quello che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Amen. Amen. Fin qui la parola del Signore che abbiamo letta. Alleluia. Gesù parlava spesso in parabole, raccontava con similitudini argomenti spirituali per far comprendere in forma semplice a coloro che ascoltavano. E qui il Signore Gesù affronta un argomento fondamentale, importante, non solo per l'epoca, in quell'epoca, quando Gesù era lì che parlava e ministrava, no? E insegnava, ma è importante ancora oggi, perché ancora oggi noi seminiamo, c'è chi ascolta, ascoltiamo. Amen? Alleluia. Perché Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. È quello che si faceva al tempo di Gesù, vogliamo continuare a farlo anche al nostro tempo. Cioè annunciare la parola di Dio, predicare il Vangelo. Gloria al Signore. E racconta Gesù questa parabola. Parla di un seminatore che va a seminare
e semina la sua semenza. E mentre seminava, abbiamo letto, una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. E continua a spandere. Un'altra semenza cadde sulla roccia e come fu nato seccò perché non c'era umidità, quindi non poteva fare radici. Un'altra cadde in mezzo alle spine e un'altra cadde invece in buona terra. Gloria al Signore, come dice la parola di Dio, noi siamo terra. È vero? E noi vogliamo che la parola di Dio che è giunta a noi possa essere giunta in una buona terra. Purtroppo quello che assistiamo anche ai giorni nostri è proprio quello che Gesù racconta e nella sua spiegazione, perché poi i discepoli, quando sono rimasti da soli con Gesù, non si accontentarono di quello che Gesù aveva enunciato, no? Poco prima, ma dicono a Gesù: oh maestro, spiegaci meglio, cos'è che vuoi dire? E Gesù spiega la parabola. Il seme è la parola di Dio. E poi quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito. Una cosa che ho sottolineato, che tutti quanti hanno udito. Tutti hanno udito. Gloria a Dio. Stiamo attenti a quello che ascoltiamo e come lo ascoltiamo, perché un giorno non avremo scuse, no? Il Signore ci dirà: io ti ho detto, ti ho parlato. Amen? Alleluia. Quindi il seme è la parola di Dio e grazie a Dio questa parola ancora oggi viene seminata, no? Viene seminata quando evangelizziamo, seminiamo, ma viene seminata tutte le volte che l'ascoltiamo, viene seminata nel nostro cuore, no? Amen? Alleluia. Il seme quindi è la parola di Dio. Ci sono quelli che lungo la strada la incontrano, sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore. Succede anche questo, perché una delle funzioni del diavolo è proprio rubare. È il ladro che ruba. Gloria al Signore. Stiamo attenti che il diavolo non ci rubi quello che di prezioso Dio ha messo dentro di noi. Quindi poi viene il diavolo, porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. Quindi il seme è buono, vero? Amen? La sua funzione la fa. Ma dove cade è importante. Chi riceve questo seme determinerà poi il frutto o non frutto. Gloria a Dio. Poi ci sono quelli sulla roccia, sono coloro i quali hanno udito la parola e la ricevono con gioia all'inizio, no? Ma siccome non hanno radice, non sono di lunga durata, servono il Signore per un tempo. E ne abbiamo visti tanti. Per un anno frequentano, all'inizio gioia, gioiosi, e uno si aspetta dopo chiederanno il battesimo, no? Invece questa richiesta non avviene mai, si sentono simpatizzanti e sono simpatizzanti di lunga durata. Non è possibile, bisogna prendere una decisione. Amen? Dopo aver ricevuto la parola devi prendere una decisione. Amen? Cosa ne vuoi fare di questo seme che hai ricevuto? È stato bello per un tempo e dopo, purtroppo, vanno via. Quando viene la prova si traggono indietro. Poi ci sono quelli che sono tra le spine. Il seme è caduto fra le spine. Sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, perché questa vita ha le sue spine.
non è tutta rose e fiori questa vita, ci sono anche delle spine che, ahimè, sono dolorose a volte. E sono quelli che si lasciano condizionare dalle situazioni della vita, dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, perché gli manca qualcosa, poi si stentano, sono stanchi e vogliono inseguire la ricchezza, i piaceri della vita, e non arrivano mai ad una maturità spirituale. E di questi pure ne vediamo tanti. Alleluia, ne ho visti tanti. Dopo tanti anni di fede fammi sempre le stesse domande. Ma mi chiedo, ma non ti ricordi che mi hai fatto già questa domanda? Sempre stesse cose, perché non si cresce mai? Che si rimane sempre nani, bambini spiritualmente parlando. Dio vuole che noi cresciamo, amen? Alleluia. E poi c'è quello che finalmente il seme che cade in una terra buona. Una terra, per essere buona, è una terra che è stata lavorata. Amen. È difficile trovare una terra già buona, o no? Voi che lavorate la terra, è difficile trovare una terra già buona. Vuol dire che se è buona agli occhi, la riconosci che è buona, vuol dire che qualcuno ci ha lavorato, qualcuno è stato lì a rompere le zolle, no? E a pianare con il trattore, a lavorare quella di sottoterra, la metti sopra e così via, fino a renderla una terra seminabile. Gloria a Dio. Vogliamo essere una buona terra, e per essere una buona terra dobbiamo essere stati lavorati. Per essere stati lavorati bisogna che Dio ci prenda nelle sue mani e faccia di noi quello che Egli desidera. Ecco il cantico che abbiamo cantato all'inizio: tua volontà, Signore, sia fatta in me. Amen? Per tutta la mia vita, servitore. Gloria a Dio. Vogliamo veramente esaminarci ogni giorno e dire: Signore, sono una buona terra. Tu hai lavorato il mio cuore con tante volte, tante difficoltà mi hai fatto vedere, e mi hai fatto vedere la tua mano stesa, pronta a liberarmi, a tirarmi fuori. Mi hai fatto superare tante difficoltà. Alleluia, sono stato lavorato interiormente con la sofferenza e adesso sono qui. Alleluia, il tuo seme è ancora dentro di me, Signore. Alleluia, aiutami, Signore, a portare frutto, così come è scritto, con perseveranza. Amen? Alleluia, gloria a Dio. A questo siamo stati chiamati. I credenti portano frutto. Ora, il frutto del credente non è solo portare anime, anche quello, evangelizzare e portare anime. Amen? Non è che per forza si devono convertire, ma devi annunciare. Il tuo desiderio deve essere quello di portare anima, annunciare, seminare. Il tuo desiderio, tu che hai ricevuto il seme, diventi poi seminatore di conseguenza, no? Amen? Alleluia. Questo seme va diffondendosi sempre di più, e grazie a Dio che fino ad oggi il seme della parola di Dio si è diffuso. Ma non basta. C'è ancora chi non ha mai sentito parlare che bisogna adorare Dio in spirito e verità. C'è ancora nel mondo chi non ha mai sentito parlare della grazia di Dio in Cristo Gesù. C'è nel mondo ancora chi non ha mai sentito parlare che Gesù ha dato la sua vita sulla croce. Ci meravigliamo? No, è così. Alleluia. Portare frutto deve essere lo scopo di ogni credente. Alleluia. Non è solo quello di portare anime a Dio, poi chi fa l'opera
di convincimento è lo Spirito Santo, vero? Noi dobbiamo solo seminare, ma è lo Spirito Santo che poi, in base alla terra che è, porta il frutto, vero? Altro frutto, frutto su frutto, ma il frutto è anche il carattere, il modo di atteggiarsi, il modo che gli altri ci guardano, come gli altri ci giudicano, tra virgolette, no? Ci descrivono. Alleluia. Vogliamo leggere insieme Galati. Alleluia. Galati, capitolo 5. Gloria al Signore. Alleluia. Galati capitolo 5, dal versetto 16, l'Apostolo Paolo qui affronta l'argomento dei desideri della carne e il frutto dello Spirito, no? Che deve essere poi il frutto dello Spirito, è quello il frutto che ogni credente è chiamato a manifestare. E l'Apostolo Paolo scrive così alla Chiesa di Galati: io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, qui la parola è frutto dello Spirito, invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E contro queste cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. E poi conclude così: non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. C'è un legame fra il seme che cade sulla terra, che è chiamato prima o poi a dare del frutto. E questo frutto che abbiamo letto, a me, che è il frutto dello Spirito, c'è questo legame. Il seme, la parola di Dio, deve produrre in noi questo genere di frutto. Alleluia. Facendo vedere questo frutto dello Spirito che abbiamo letto, quindi amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, tutte le altre cose che abbiamo letto, possiamo dire: grazie Signore, perché questo seme meraviglioso che è la tua parola, posso dire, è caduto su una terra buona. Amen, alleluia. Purtroppo siamo diversi. Dico purtroppo, ma è bello essere diversi. Ognuno di noi è diverso, ma siamo chiamati ad essere una terra fertile. Pur nella nostra diversità, dobbiamo essere una terra che produce il proprio frutto alla gloria di Dio.
Alleluia. Ci sono quelli che si adagiano, frequentando la chiesa, ascoltando sporadicamente la parola. Ci sono quelli che non mettono mai radici, come abbiamo letto, sono quelli che li vedi e poi non li vedi più, neanche se li cerchi. Ci sono quelli che invece rimangono attaccati a Cristo Gesù e dicono della Chiesa: questa è la mia casa spirituale, questa è la mia famiglia spirituale. Alleluia. Questo vuol dire, questi pensieri sono frutto di persone che hanno accolto veramente la parola di Dio e l'hanno presa a cuore. Alleluia. Ora le nostre chiese devono riempirsi di queste persone. Amen. Che hanno a cuore veramente l'opera di Dio e che hanno a cuore questo seme meraviglioso che è la parola di Dio. Amen. Quindi vogliamo dedicarci a chiedere al Signore veramente: Signore, fai di me un vaso di terra buona, dove anch'io possa rendermi conto veramente. Grazie Signore, grazie Gesù, perché se qualcuno ha da me a dire: sei una persona meravigliosa, sei speciale, c'è qualcosa di diverso in te, non è perché sono io speciale e meraviglioso, no, è perché il tuo seme nel mio cuore ha prodotto e fa vedere agli altri quello che in realtà sono dentro. Amen. È bello quando qualcuno dice: ma sei così calmo, c'è qualcosa di diverso in te, diverso in me c'è che ho accolto la parola di Dio. Amen. Ho fatto di Gesù il mio Signore. Credo in Gesù, credo nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, e a Lui ho dato la mia vita. Amen. Alleluia. E poi c'hai questo desiderio, che è un desiderio innato, di parlare di Gesù, di cogliere il momento favorevole, l'attimo propizio proprio per annunciare: ecco, anch'io voglio parlarti di Gesù, voglio raccontarti quello che è successo nella mia vita, ho incontrato Gesù. E poi l'opera spetta al Signore Gesù. Ma è bello parlare di Gesù. Si trova una grande gioia e una grande libertà nel parlare di Gesù, e ci sentiamo, quando parliamo di Gesù, al centro della sua volontà, perché questa è la sua volontà, che si semini. Amen? O con parole o con azioni, con gesti, vogliamo seminare, e preghiamo il Signore che il seme possa cadere in buona terra. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo insieme ringraziare il Signore.